Al centro Balducci si è festeggiata la Pasqua, pregando per la pace in questo mondo che purtroppo è sempre più pieno di guerre. E un messaggio di pace in questi giorni è arrivato anche da un ospite speciale, la missionaria in Congo, tornata in Friuli, laddove era già stata 50 anni fa, durante il terremoto, lavorando appunto come volontaria. E proprio in quegli anni si era creato un legame profondo tra la volontaria e questa terra. Sì, nel maggio del 76 e poi ancora nel mese di agosto, durante il campetto estivo, perché ero insieme con gli scout. E andrò insieme con il vescovo di Udine, dopo 50 anni, domani, a visitare proprio le zone del terremoto in cui ero stata. Con gli scout avevo montato le tendopoli, questo subito dopo le prime scosse, e avevamo continuato a vivere le scosse di assestamento e avevamo montato le tendopoli e poi cercavamo di tranquillizzare i bambini che erano stati traumatizzati, saper rispondere con una riflessione culturale che aiuti a superare il trauma e andare avanti, perché comunque è questo l'augurio che volevo fare a tutti in questo giorno di Pasqua, che Cristo risorto ci aiuti a uscire da questa situazione di guerra globale e aiuti questi popoli, questa gente che è vittima innocente. Messaggio di pace e di speranza infine anche per il suo Congo, terra verso cui farà ritorno a fine mese. Voglio proprio pregare per la pace nel mondo e anche per la pace nel mio Congo, in questo che ormai è diventata la mia seconda patria, perché sono lì da 35 anni e ho vissuto situazioni di guerra, ma stiamo cercando di rispondere con una crescita culturale attraverso lo studio, promuovendo progetti di pace che partono proprio dal mondo dello studio, cercando di lavorare soprattutto con i giovani, con gli studenti di questo popolo, che anche quando gli crolla il mondo addosso hanno sempre voglia di tirarsi in piedi di nuovo. Gesù cade 3 volte, ma 3 volte anche a fatica si rimette in piedi.